il significato di questo passaggio di oggi innanzitutto? Beh, è fondamentale anche perché questa è la sesta apertura, ma è unica nel suo genere perché è l'innesto sulla 27, quindi il rango di questa autostrada passa da traffico locale a traffico di attraversamento, con tutti i vantaggi che ne avremo. Ricordo anche che dall'inizio, con tutte le aperture, si è triplicato il traffico e abbiamo avuto la giornata di punta il 10 marzo del 2023 con 33.000 veicoli. Quindi anche il traffico locale, diciamo, sta imparando a usare questa arteria? Ma decisamente sì, poi è la storia un po' di tutte le infrastrutture. Considerate che nel nostro piano abbiamo previsto 9 anni di fase, diciamo, di avvio fino a raggiungere il break-even al 9° anno, ed è un po' la storia di tutte le infrastrutture. Si inizia a conoscerle, si inizia a capire che, ad esempio, faccio un esempio, il Pordenone Bassano oggi vale circa 1 ora e 5 minuti, ma potrei anche dire che il Portogruaro Vicenza vale 1 ora e 20, il che vuol dire che in 1 ora e 20 i camion dalla 4 possono deviare sulla 28 a Portogruaro, entrare nella 27, prendere la pedemontana e in 1 ora e 20 sono praticamente a Vicenza. Il traffico può voler dire anche poter abbassare in futuro i pedaggi? Esatto. Ma il tema dei pedaggi è un tema che noi affronteremo di sicuro. Certo che oggi i flussi di traffico ci fanno ben sperare. Poi considerate che non condivido l'idea di chi continua magari a fare polemiche inutili. Questa infrastruttura è tra quelle nuove autostrade italiane che ha il pedaggio più basso, perché comunque fare le strade costa. Dopodiché tutto quello che potremo fare per l'abbassamento dei pedaggi lo faremo. Le posso chiedere gentilmente costi e benefici, Presidente, di riassumere? Ma guardate, qui stiamo parlando di 94 km e mezzo di infrastruttura, stiamo parlando di un collegamento dalla 27 zona Treviso Nord a Montecchio. Di fatto si dimezzano i tempi di percorrenza e i risultati li si vedono, eccoli lì. Considerate che serviamo un territorio che a 10 minuti dai 14 caselli ha 35.000 aziende e 154.000 occupati, a 10 minuti dai caselli ha 300.000 cittadini e a 20 minuti dai caselli ne ha quasi 1 milione. Ma quando si concluderà quest'opera? Zona Vicenza? Entro l'estate, dai dati che abbiamo dell'impresa, si apre fino a Montecchio. Poi avremo il tema del casello di Montecchio, che è praticamente in corso di realizzazione, non compete a noi quella realizzazione, ci è stato vietato di farla allora, per cui immagino che entro fine anno tutta la partita sia chiusa. Presidente, è la Pordenone Gemona che darà linfa vitale a questa superstrada pedemontana veneta, soprattutto adesso che c'è Federica di nuovo, la Cimpello Sequaz, Gemona, l'Austria, taglia tanto lì. Guardi, il vero tema è questo: i 9 anni di programmazione del PEF, nel piano economico finanziario, che prevedono il raggiungimento del break-even, cioè della messa a regime dell'infrastruttura, ci fa capire che i cittadini pian piano capiranno che il Pordenone Vicenza sarà 1 ora e 5 minuti, che il Portogruaro Vicenza sarà 1 ora e 20, e quindi si capisce chiaramente che si risparmia almeno metà tempo. Una seconda domanda, Presidente, la Treviso Mare quando partirà? Siamo nella fase di istruttoria burocratica, è stata esperita la gara, per cui penso che sia solo una questione di carte, come del resto accade sempre in Italia. Presidente, possiamo chiederle sulla questione CIO, ha detto che la pista... No, guarda, io parlo di infrastruttura oggi. Niente, non è il tema. I pedaggi da abbattere, anzi addirittura da rendere gratuiti sulle tratte brevi. La CNA di Treviso ha proposto, per incentivare l'uso delle piccole imprese del territorio ma anche degli abitanti, questo fatto di tra 2 caselli tenere gratuiti i pedaggi. È pensabile? Ma guardate, in questa fase no, ma non per dire no, perché va di moda dire no, semplicemente perché l'infrastruttura deve essere tutta aperta, dobbiamo arrivare a regime, dopodiché se dovessimo fare un'infrastruttura gratuita, qualcuno mi dovrebbe anche con che soldi va pagata. Questa è un'opera che costa 2 miliardi 258 milioni di euro di valore. Ricordo che i 2 miliardi 258 sono esattamente l'investimento per avere 94 km e mezzo di infrastruttura più 68 km di nuove strade. Ecco, a me piacerebbe che qualcuno ricordasse anche che abbiamo rivisitato tutta la viabilità ordinaria, che non abbiamo soppresso, come a volte si fa in giro per l'Italia, ma addirittura abbiamo rivitalizzato con 68 km di strade in più.